Treviso si procede per lesioni in concorso, 4 i soggetti identificati, 3 sono minorenni, italiani di seconda generazione, di questi 2 hanno già precedenti specifici. Il sindaco: basta pene alternative, serve il carcere. Tragedia a Maniago, morto il 43enne alla guida dell'auto che si è schiantata contro una corriera carica di studenti, 9 di questi sono rimasti feriti. Venerdì alle 15 a Portogruaro i funerali del 60enne veneziano Mauro Derpin, morto assieme al cugino di Udine nella tragedia di Nemonzu in Carnia domenica mattina. Costretto a dormire in auto perché chi ha occupato la casa che ho ereditato non vuole andarsene. Nel racconto del 44enne aggredito dagli abusivi a Mestre, il suo legale: disporremo un accesso con i carabinieri. Armato di coltello minaccia la cassiera, si fa consegnare 500 euro, arrestato il 38enne che aveva seminato il panico alla Liper di Monselice, a incastrarlo le telecamere di videosorveglianza. Ultimo giorno da deputato per il neopresidente Alberto Stefani, tornerò per fare gli interessi del Veneto, ha detto. Intanto impazza il Toto Assessori, tempi sempre più stretti per la giunta regionale. Ci sono 3 ospedali veneti, Mestre, Cittadella e Montebelluna, tra i migliori 15 nosocomi italiani con valutazione alta o molto alta, secondo il piano nazionale 2025 presentato oggi da Agenas. Buonasera, ben trovati, eccoci in diretta con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali e allora andiamo alla cronaca. Con l'aggressione shock a Porta San Tommaso si procede formalmente per lesioni in concorso. 4 i soggetti identificati, 3 sono minorenni, italiani di seconda generazione, di questi 2 hanno già dei precedenti specifici. Indagini serratissime, si scandaglia la videosorveglianza della zona e dei locali. Domani intanto in prefettura vertice per la sicurezza. Abbiamo messo a disposizione le immagini che in questo momento stanno analizzando e ovviamente siamo pronti a supportare le indagini come è necessario che sia. E proprio le telecamere pubbliche e private posizionate a ridosso di Porta San Tommaso potrebbero consentire agli agenti della squadra mobile di Treviso di stringere il cerchio attorno alla banda di giovanissimi che sabato sera ha aggredito brutalmente dei coetanei poco dopo le 22, procurando loro contusioni e ferite. Si procede per lesioni in concorso. Al momento i soggetti identificati sono 4, un maggiorenne di nazionalità kosovara e 3 minorenni italiani di seconda generazione, 2 dei quali con precedenti per reati contro la persona e il patrimonio, insomma dei volti noti a dispetto dell'età. Altri nomi potrebbero emergere nelle prossime ore man mano che si visioneranno i filmati. All'appello mancherebbero altri 4 soggetti, stando almeno alla descrizione fatta dalle vittime. Solo al Bottegon, locale simbolo della zona, ci sono 9 telecamere, 3 in particolare potrebbero svelare dettagli utili. Sono 4-5 ore che prendono tutta la fascia dall'aperitivo fino a tarda serata sostanzialmente. È un po' difficile per noi identificare un momento perché non ce ne siamo accorti, è successo dietro la porta, quindi qui non è successo niente di rilevante. Questo infatti è un tema. L'aggressione materialmente è avvenuta davanti Porta San Tommaso, sul lato del PUT, un'area che non sarebbe coperta da occhi elettronici. Ci sarebbero però delle foto scattate nell'immediato e fatte da altri ragazzi. La gang si è poi data la fuga in direzione del centro e sembra probabile che dopo essersi dispersa sia ritornata a popolare i bar della zona verso le 23:30 come se nulla fosse accaduto, mentre dalla questura trapela ottimismo. Le famiglie delle vittime continuano a chiedere giustizia. Tutti e 4 i ragazzi aggrediti hanno sporto denuncia. L'ultima in ordine di tempo è quella dell'unico minorenne che ha riportato 10 giorni di prognosi per una lesione al capo. La situazione più delicata è quella del 19enne che nelle prossime ore sarà sottoposto a operazione per una frattura orbita e mandibola. Ad aggiornare la situazione è la madre. Fa fatica anche a mangiare, la faccia è enorme e speriamo che non sia peggiorata in questi giorni nell'attesa. Io sono sicura che comunque le indagini facciano il loro corso e che i ragazzi vengano identificati. Siamo nel giusto, c'è stata un'ingiustizia, quindi bisogna anche farsi valere, o no? Comandano sempre gli altri, sempre questi ragazzi? No, non esiste. Con le famiglie stanno anche gli esercenti di Porta San Tommaso. Lo stesso Alessandro Arboit scatta una fotografia precisa di uno stato d'animo diffuso. Per 20 cretini ci sono 2000 bravi ragazzi e questo va ribadito perché altrimenti dipingiamo una situazione che è esageratamente negativa. C'è un problema che riguarda una frangia minoritaria che va gestita con immediatezza e con azioni risolutive.
E parla della violenza di sabato sera in centro a Treviso il sindaco Conte: per i responsabili solo il carcere, le pene alternative non servono. Questo chiederemo anche nell'incontro a Roma col ministro Piantedosi. Io mi aspetto solo una cosa: certezza della pena e galera per i responsabili, visto che li hanno identificati. A me poco importa se siano minorenni o maggiorenni, interessa soltanto che chi commette atti di violenza come quelli visti sabato sera finisca in galera. Non accetto altri tipi di condanne che siano fogli di via, daspi urbani, tutte queste cose abbiamo capito non funzionare. Sto attendendo l'esito delle indagini della questura. Sono situazioni inaccettabili che provocano feriti ma anche danni alla comunità che sta investendo per essere sempre più attrattiva. Il sindaco Conte interviene dopo il brutale pestaggio di sabato sera a Porta San Tommaso. La violenza tra i giovani, così come il tema dei furti, saranno al centro dell'incontro del presidente Anci Veneto e del governatore Stefani con il ministro Piantedosi. Chiederemo, dice il primo cittadino, maggiori forze dell'ordine nel territorio, risorse per installare videocamere e revisioni normative per garantire a chi sbaglia una pena certa che passi per la galera. Penso che porteremo anche delle proposte di legge che possono partire dal basso, perché certe situazioni sono davvero inaccettabili. Ci confronteremo anche con gli altri sindaci, però dobbiamo abbassare certamente l'età per il quale tu devi pagare penalmente per le tue azioni. Benvengano, continuano, anche i percorsi di recupero. Stiamo parlando di ragazzi giovanissimi che hanno tutta una vita davanti. È altrettanto vero che questi percorsi di recupero devono essere compiuti all'interno delle strutture carcerarie, perché se no passa il messaggio che qualunque cosa tu combini nelle nostre città, nelle nostre piazze, non ti succede nulla. Quando intercetti questi ragazzi sono totalmente disinteressati alle conseguenze delle loro azioni. Comprende poi le parole dei genitori dei ragazzi aggrediti riunitisi in sit-in il sindaco Conte, che sottolinea come si stia tutti lavorando sul fronte sicurezza, ma aggiunge non è solo Treviso. Leggiamo di episodi simili anche in altri territori. Non esiste più una città sicura, c'è una paura diffusa e su questo dobbiamo lavorare. Cambiare le leggi per far tornare le nostre città sicure. Quindi rivedere la Cartabia? Rivedere la Cartabia e irrigidirla, perché secondo me c'è troppo lassismo anche da parte di chi delinque. Andiamo avanti con la cronaca, col gravissimo incidente che si è verificato stamattina a Maniago, lungo la regionale 464, morto il 43enne alla guida dell'auto che si è schiantata contro una corriera carica di studenti. Un morto e 9 feriti è il bilancio del gravissimo incidente avvenuto intorno alle 7 a Maniago lungo la strada regionale 464. Da una prima ricostruzione, una corriera con a bordo 15 persone, proveniente da Sequalse diretta verso Maniago, stava viaggiando regolarmente quando dalla direzione opposta è sopraggiunta una Volkswagen. L'auto, da quanto appreso, aveva appena sorpassato un mezzo agricolo, rimasto poi estraneo all'incidente, e subito dopo avrebbe invaso la corsia opposta, trovandosi immediatamente davanti la corriera contro la quale si è schiantata frontalmente con estrema violenza. L'impatto è stato devastante. All'arrivo dei soccorritori la scena era estremamente drammatica. Detriti sparsi per centinaia di metri, lamiere contorte, il motore della Volkswagen completamente sradicato e l'auto ridotta a un groviglio di metallo. Sfondato anche il parabrezza del pullman. A perdere la vita sul colpo è stato il conducente della Volkswagen, Fabio Floriduz, 43enne, residente a Vajont. Per lui i sanitari non hanno potuto fare nulla. Sul posto sono intervenuti ambulanza, eli soccorso, vigili del fuoco, polizia locale, carabinieri e guardia di finanza. Le operazioni di soccorso sono state lunghe e delicate. Il problema è stato l'estricazione delle persone, è stata molto laboriosa, abbiamo lavorato in sinergia con il 118 per più di un'ora per riuscire a estricare la persona. Il conducente della corriera, un uomo di 59 anni residente a Spilimbergo, è stato poi ritrasportato in gravi condizioni all'ospedale di Pordenone. 5 studenti sono stati accompagnati invece in ambulanza al pronto soccorso, feriti ma non in pericolo di vita. Altri 3 sono arrivati in ospedale con i familiari. In totale i feriti ammontano a 9. La strada è rimasta chiusa per circa 5 ore per i rilievi e la rimozione dei mezzi. A rendere ancora più evidente la
violenza dell'impatto c'è anche un dettaglio emerso dai rilievi. Il contachilometri della Volkswagen segnerebbe 110 km/h al momento dello schianto, un dato che dovrà essere verificato nelle prossime ore, assieme anche all'analisi della scatola nera criptata presente a bordo della Corriera. All'interno dell'auto sono stati trovati una sciarpa dell'Udinese appartenuta alla vittima, una scarpa, il telefono cellulare e un pacchetto di bustine di tè. Gli airbag esplosi e le tracce di sangue sia nell'auto sia nella zona del posto di guida della Corriera completano un quadro di grande complessità. Le cause dell'incidente ora sono al vaglio delle forze dell'ordine. Non si esclude che il conducente della Volkswagen possa essere stato abbagliato dal sole, che a quell'ora è molto basso sull'orizzonte e può ridurre improvvisamente la visibilità. Dalle prime informazioni risulterebbe inoltre che la vittima avesse la patente sospesa per un precedente sorpasso pericoloso. La Procura ha dato il nulla osta per la celebrazione dei funerali delle vittime della tragedia di Enemonso. Domani e venerdì le esequie a Udine e Gruaro. La Procura della Repubblica di Udine ha dato il nulla osta per la celebrazione dei funerali di Sandro Valent e Mauro Darpin, morti tragicamente domenica a Enemonso durante un giro tra i boschi per la raccolta del vischio. Il pubblico ministero Claudia Finocchiaro, dopo aver messo insieme tutti gli elementi emersi dopo la tragedia e sulla base di un'informativa della Guardia di Finanza che ha effettuato le verifiche, sempre doverose in casi come questi, non ha ritenuto necessario sottoporre le salme all'autopsia e procedere con ulteriori accertamenti. Il primo a ricevere l'ultimo saluto sarà Sandro Valent. Il funerale è stato fissato alle 14 di domani, mercoledì 10 dicembre, nella chiesa di San Giorgio in via Grazzano ad Udine. Le esequie di Mauro Darpin saranno invece celebrate venerdì 12 dicembre alle 15 nella chiesa di Giai di Gruaro. A chiudere subito il discorso sulla dinamica e fugare ogni dubbio su cosa sia successo, una tragedia addebitabile solo ad una drammatica fatalità, è stato il racconto di Franco Iacovissi, cugino di entrambi. Valent è stato il primo a cadere dopo essersi aggrappato al ramo di un albero per raccogliere il vischio. Il ramo ha ceduto e lui è volato giù. Darpin ha tentato di raggiungerlo per aiutarlo, ma è sprofondato anche lui nel canalone. Il punto dove è avvenuta la tragedia è nei pressi di Stali Ross. Maxi festa abusiva con oltre un centinaio di ragazzi, il blitz della Guardia di Finanza. 134 giovani e giovanissimi, molti di questi minorenni ai quali veniva tranquillamente somministrato alcol in gran quantità. Tutto questo in una sala eventi dove la festa era completamente abusiva. La scoperta della Guardia di Finanza nel Montebellunese, il blitz seguito alle indagini che avevano nei giorni precedenti indirizzato le fiamme gialle nel luogo preposto per il maxi party. Stop alla musica, stop ai bicchieri carichi di birra e superalcolici. I responsabili dell'evento sono stati segnalati per aver organizzato un pubblico spettacolo senza la segnalazione certificata di inizio attività. Inoltre la somministrazione di alcolici ai minori ha fatto scattare sanzioni fino a 2.000 euro. Nel mirino anche il DJ ingaggiato per la serata che ha utilizzato musica senza pagare i diritti d'autore alla SIAE. La casa ricevuta in eredità dal padre adottivo è stata occupata e lui, un 43enne, da 3 mesi è costretto a dormire in macchina a Mestre. Il suo avvocato è pronto a disporre un ingresso nell'appartamento con i carabinieri. Non ho sofferto così tanto neanche in tempo di guerra in Montenegro, che ho visto la guerra. Ero vestito anche in divisa. Ero armato, non ho sofferto così tanto, te lo giuro sul Dio, quanto sto soffrendo qui. Da 3 mesi è costretto a dormire in un'auto a Mestre. La vita di Mustafa Iannuzzi, conosciuto come Rudy, si è trasformata in un inferno. Alla fine della relazione con la sua ex compagna, Rudy aveva pensato di trasferirsi nella casa che gli aveva lasciato in eredità il padre adottivo, Antonio Trevisanello, personaggio eclettico noto a Mestre come Tony Spasimo. Ma la casa di Rudy è stata occupata. È arrivato lui, sto brasiliano. Vai via, mi ha dato delle spinte, robe, gli faccio ma guarda che io voglio stare qui, no non voglio vederti più qui, questo o l'altro, mi hanno messo le mani addosso, mi hanno rovinato, ho perso sangue dal labbro, insomma mi hanno spinto, non sono andato né in ospedale né a fare la denuncia, niente. Ho detto spero che io un domani, perché i poliziotti mi hanno detto tu hai ragione, ho chiamato la polizia, robe, mi hanno detto tu basta che prendi un avvocato, la casa è tua. E l'avvocato Rudy l'ha trovato, un avvocato che non ha dubbi su come tutta la ragione sia dalla parte del suo assistito. Ho già preso un appuntamento presso la caserma dei carabinieri di via Milanese e col maresciallo predisporrò una denuncia e poi fisserò un accesso in loco perché lui poi peraltro ha le chiavi di casa. Quindi l'altra volta lui era entrato con le sue chiavi di casa.
Intanto per Rudy la vita in macchina è durissima, come non bastassero il freddo pungente e tutte le altre scomodità e sofferenze che una quotidianità del genere comporta. Sono arrivati anche i ladri. Hanno spaccato la finestra, hanno rubato praticamente 2 valigie di vestiti, tutti i miei completi, hanno rubato dei soldi, un po' di collane, gioielli, robe, alcune cose finte, ma alcune ci tenevo perché erano ricordi di mio padrino e di nipoti. A uno povero portano via, non è giusto. Ha avuto una vita complicata, Rudy. Montenegrino è arrivato in Italia come profugo da un territorio segnato dalle guerre di dissoluzione dell'ex Jugoslavia, ma una sofferenza così grande non l'aveva ancora provata. Io ho perso 16 kg, pesavo 72 kg, mi allenavo, mangiavo, bevevo, facevo tutto e di più, stavo bene. Tutti mi volevano bene, c'era sta allegria, davo energia a tutti. Adesso mi sento così giù di morale, veramente. In manette un 38enne pugliese considerato l'autore della rapina armato di coltello avvenuta alla Liper di Monselice, a incastrarlo le telecamere di sorveglianza. In meno di 24 ore i carabinieri hanno chiuso il cerchio attorno al presunto autore della rapina alla Liper di Monselice. Si tratta della terza avvenuta in pochi giorni nel territorio padovano, considerando prima quella avvenuta alla Lì di via Tre Garofani a Padova e poi al Prix di Piombino Dese. Nel supermercato di via Squero a Monselice un uomo con il volto coperto armato di coltello ha minacciato una cassiera facendosi consegnare circa 500 euro per poi fuggire a piedi. Da subito sono scattate le indagini dei carabinieri di Abano Terme e Monselice, supportate dalla polizia locale. Le indagini delle telecamere di videosorveglianza comunali e private hanno permesso agli investigatori di ricostruire passo dopo passo il percorso del rapinatore, dall'uscita da un affittacamere del centro storico all'arrivo del supermercato fino alla fuga. Proprio durante la corsa l'uomo si sarebbe liberato di passamontagna, berretto e giubbotto, mostrando dettagli fisici fondamentali per la sua identificazione. L'incrocio tra i filmati e gli accertamenti nella struttura ricettiva ha portato i militari a un 38enne pugliese già sottoposto all'affidamento in prova ai servizi sociali e domiciliato in una comunità di recupero a Tribano. Nel corso della notte è scattato il blitz. Durante la perquisizione i carabinieri hanno trovato il coltello e gli abiti compatibili con quelli ripresi dalle telecamere. L'uomo, ritenuto responsabile anche di 2 precedenti rapine, prima al Val Fortuna della stazione ferroviaria e poi al negozio Tigotà di Conselve, è stato fermato e portato nel carcere di Padova. La politica adesso, ultimo giorno da deputato della Repubblica per il neopresidente Alberto Stefani. Sono orgoglioso di essere veneto, sono orgoglioso di appartenere ad una terra di pace e laboriosità, sono orgoglioso di appartenere a una storia millenaria che è rappresentata dalla mia regione e soprattutto ad un futuro che è tutto da scrivere insieme. Permettetemi di concludere l'ultimo intervento parlamentare. E viva il Veneto, viva San Marco! È un forte richiamo alle origini, quello di Alberto Stefani nel suo ultimo giorno da deputato della Repubblica, con le dimissioni scattate come da prassi dopo l'elezione a presidente della Regione del Veneto. Non certo un addio, anche perché le partite aperte sono tante, a partire dalla riforma dell'autonomia. Seppur non più da deputato, sarò ancora qui in quest'aula, in questo palazzo, a fare gli interessi del mio territorio, gli interessi del Veneto per il tramite dei nostri rappresentanti parlamentari. Parla di giovani emerito il 33enne Stefani, entrato a Montecitorio quando di anni ne aveva 25, e ancora l'importanza del confronto leale con gli avversari e il lavoro silenzioso, quello dice, fatto dietro le quinte. La sfida del sociale, la sfida della sanità, la sfida della longevità della vita, che è una sfida che dobbiamo affrontare con coraggio, la sfida di uno sviluppo economico importante, dell'innovazione, della sostenibilità, del piano casa che abbiamo proposto e della sicurezza. Questi temi del resto della campagna elettorale che ora dovranno essere messi a terra con la nuova giunta, la cui ufficializzazione è attesa entro la settimana, con la girandola del toto assessori che impazza. Da un lato ci sono gli equilibri del centrodestra, dall'altro quelli territoriali. Per Treviso e Fratelli d'Italia c'è il nome di Claudio Borgia, se non assessore, capogruppo al Ferrofini, ruolo altrettanto strategico. Non sono io a decidere. Qualsiasi ruolo, insomma, se mai ci dovesse essere, io sono a disposizione. È ovvio che i vertici regionali e i vertici nazionali immagino stiano discutendo e ci siano, come dire, in piedi delle
dei pensieri, delle discussioni, delle trattative, per cui io aspetto in modo molto sereno e tranquillo. Voltiamo pagina all'Università di Venezia e la sua rettrice Tiziana Lippiello in apertura di un congresso stamattina hanno rivolto un pensiero ad Alberto Trentini. Anche l'Università Ca' Foscari di Venezia lancia un appello per la liberazione di Alberto Trentini, il cooperante veneziano che da oltre un anno si trova dal 15 novembre 2024 arrestato in Venezuela. Trentini, originario del Lido di Venezia e nostro connazionale, è un ex studente di Ca' Foscari, dove nel 2004 si è laureato brillantemente in storia contemporanea con il massimo dei voti. La rettrice Tiziana Lippiello ha voluto ricordare lui e la sua famiglia in questa lotta, in apertura del convegno di 3 giorni che l'Università veneziana ha voluto dedicare alle storie dell'immigrazione italiana in Sud America. Così lo striscione Alberto Libero è esposto in Canal Grande alla facciata principale del palazzo di Ca' Foscari, un monito per i veneziani, turisti e gli stessi studenti. All'appello per Trentini si è unito in videocollegamento anche il giornalista e coordinatore nazionale dell'articolo 21, Giuseppe Giulietti, fin dal primo momento a fianco di questa battaglia. Anche il Comune di Venezia ha aderito attraverso le parole del consigliere comunale e delegato del sindaco alle isole Alessandro Scarpa Marta. Ci uniamo all'appello dell'Università di Ca' Foscari di Venezia per la liberazione di Alberto Trentini. Ci auguriamo che al più presto Alberto possa tornare dalla sua famiglia al Lido di Venezia. Siamo fieri di Alberto, ha detto tra l'altro nel suo discorso la rettrice Lippiello, dando la sua vicinanza alla famiglia Trentini e spiegando il significato dello striscione esposto alle finestre della sede centrale di Ca' Foscari. Quello che ci auguriamo appunto è che Alberto possa tornare al più presto dalla sua famiglia al Lido di Venezia. Ci sono 3 ospedali veneti, Mestre, Cittadella e Montebelluna, tra i migliori 15 nosocomi italiani con valutazione alta o molto alta, secondo il piano nazionale Exit 2025 presentato oggi da Agenas in tutta Italia. Un'indagine sulle strutture ospedaliere con 8 aree cliniche prese in considerazione: cardiocircolatorio, nervoso, respiratorio, chirurgia generale, chirurgia oncologica, gravidanza e parto, osteomuscolare, nefrologia. Al top in Veneto e in Italia, con massima valutazione in tutte le 8 aree, l'ospedale dell'Angelo di Mestre, seguono nella nostra regione l'ospedale di Cittadella e appunto quello di Montebelluna. Quando succedono queste cose capisci che il resto è tutto superfluo, è la terza volta che capita e ogni volta è perdere anni e anni di vita in spaventi. Federica Pellegrini, mamma di Matilde da quasi 2 anni, racconta sui social le ore difficili che sta passando sua figlia, la febbre, le convulsioni, gli occhi ribaltati, il respiro che si ferma e la corsa all'ospedale del Sacro Cuore Don Calabria di Negrara, a pochi chilometri da Verona, convulsioni febbrili, le si alza la temperatura velocemente e questa volta stava dormendo, quindi non abbiamo messo la tachipirina subito e dopo un minuto è andata in blocco, occhi in su, testa indietro, respiro che pian piano si fermava. L'abbiamo ridestata dopo pochissimo, ma mi è sembrata una vita, con un asciugamano bagnato, cercando di abbassare la temperatura. Mia mamma le ha cantato tutte le canzoncine che sapeva in direzione ospedale per tenerla sveglia ed eccoci qui da ieri e ha postato, l'avete visto, questa foto. 5 anni fa invece ci lasciava il grandissimo campione Paolo Rossi. Il 9 dicembre 2020 moriva una leggenda, l'uomo che fece sognare gli italiani ai mondiali del 1982 e che a Vicenza ancora oggi rimane un idolo senza tempo. Paolo Rossi se ne andava 5 anni fa, a soli 64 anni, a causa di un tumore ai polmoni. Ma nessuno potrà dimenticarsi Pablito, la sua storica tripletta rifilata al Brasile nei mondiali di Spagna del 1982 e la vittoria nella finale contro la Germania. E di come con lui, il Lanerossi visse la sua epoca d'oro, secondo solo alla Juventus, Rossi capocannoniere. A 5 anni dalla sua scomparsa, il suo segno resta più che mai indelebile. Vi ricordo che è ripartita la rubrica dedicata a voi alle natività realizzate da nonni, nipoti, genitori e associazioni. Vi ricordiamo che basta inviarci dei video della durata di almeno 20 secondi realizzati tenendo il cellulare in orizzontale. Se vorrete potrete fare una breve descrizione del presepe e registrare i vostri auguri. Il numero WhatsApp lo vedete, 351 1755 340. Specificate anche nome e cognome e il vostro comune di residenza. È tutto, adesso le previsioni del tempo. Io vi ringrazio per averci seguito e vi auguro una buona serata. Arrivederci.